Ciao a tutti, mi presento, sono Alessandro Di Paola, in arte Ait, vabbè, diciamo in arte Akiz. E quando nasce la mia passione per la comicità? Beh, direi subito, sin da piccolo, invece di guardare i cartoni animati, guardavo le trasmissioni regionali di cabaret sulle reti private, quindi direi sin da subito. Anche perché da piccolo mettevamo con i miei cugini, avevamo l'usanza di mettere un materasso, qualsiasi cosa che creasse una sorta di capanna tra il muro e il pavimento per raccontarci le barzellette sin da piccolini. Quindi è una cosa che nasce sin dalla tenera età. E poi perché Akiz? Beh, questa è una storia un po' particolare. Nasce da quando lavoravo nei villaggi turistici come animatore e avevo il cartellino qui, il badge, come si chiamava per dirla in modo internazionale, col nome scritto Alex. Solo che diciamo che non erano tutta gente elegante, ce n'era qualcuno un po' più, diciamo, particolare, che invece di chiamarmi Alex, mi chiamava Alex. E quindi da qui, quando mi è stato chiesto quale fosse il mio nome d'arte, ho pensato a questo episodio e da Akes l'ho trasformato in Akiz, un po' più particolare. E allora, quali sono stati i miei studi? Beh, i miei studi non c'entrano niente con quello che faccio e ho fatto. Io ho studiato all'istituto industriale, istituto tecnico industriale, e mi sono diplomato come perito meccanico, una cosa che non c'entra niente con la comicità. Però poi mi sono anche iscritto, e ci tengo a dire iscritto all'università perché in 4 anni mi sono dato 2 materie. Diciamo che non era, lo studio non faceva molto per me. E poi diciamo che tramite i villaggi ho cominciato questa esperienza come comico. E infatti i miei inizi nascono proprio nei villaggi turistici come animatore. Prima perché mi piaceva stare in mezzo alla gente, mi piaceva stare a contatto con le persone. Poi nasce, cominciando a fare i primi spettacoli di cabaret, i primi musical, le prime cose, comincio a scoprire la mia passione per il mondo dello spettacolo e quindi diciamo che tutto nasce da lì, dai villaggi turistici. Dove mi sono esibito finora? Beh, in svariati teatri palermitani, anche diciamo il culmine al Teatro della Verdura. E qual è il mio sogno nel cassetto? Beh, quello penso un po' di tutti quelli che fanno questo mestiere, arrivare ad essere conosciuto nel nazionale è comunque una cosa un po' più filosofica, quella di un giorno essere ricordato come uno che ha fatto questo mestiere. Programmi per il 2025? Beh, per il 2025 innanzitutto portare sicuramente il mio spettacolo in giro per farlo conoscere alle persone e farmi conoscere ancora di più. E poi sicuramente scrivere, andare avanti e non fermarsi mai, scrivere sempre cose nuove, cose che mi stimolano e stimolano l'interesse della gente. Un saluto a tutti gli amici di Sicilianaria che ringrazio per questa opportunità e questa occasione. Grazie a tutti, spero sia di vostro gradimento il video. Un bacio e un saluto da Akiz. Ciao.